Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno amici, bentrovati qui su RPL nella nostra rubrica Dalle parole ai fatti. Prima di passare agli approfondimenti su Roma, volevo concentrarmi su un appuntamento molto interessante che ci sarà la prossima settimana, dal 4 al 5 luglio in Borsa Italiana a Milano. Sarà un evento che tratterà i mercati alternativi dei capitali, organizzati dall'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, e abbiamo qui con noi oggi l'ambasciatore Sergio Piazzi, segretario generale dell'Assemblea, e organizzato dall'onorevole Giulio Centeme, co-chair del panel economico dell'Assemblea stessa. Prima di passare la parola all'ambasciatore Piazzi, che ringrazio tantissimo per la sua disponibilità perché so che è molto molto impegnato, vorrei presentarvelo. L'ambasciatore Piazzi è una persona importantissima e sono molto felice che sia qui con me oggi. È un ex allievo della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, è stato political officer presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nei primi anni '80, ha coordinato le operazioni di sostegno umanitario dell'ONU nell'Etiopia settentrionale dall'85 all'88, ha inoltre elaborato e gestito il programma dell'ONU dall'89 al 95, è stato poi capo dell'ufficio regionale del Dipartimento per gli affari umanitari dell'ONU. Insomma, un curriculum veramente invidiabile, per questo sono particolarmente contenta di averlo con noi oggi. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a lei. Un grande piacere, grazie per essere qui con noi oggi. So che è molto impegnato e ha dovuto lasciare uno dei suoi appuntamenti, quindi cercheremo di trattenerla il meno possibile. Prego, il piacere è mio, grazie. Allora, ambasciatore, stavo appunto raccontando ai nostri ascoltatori di questo evento che si terrà il 4 e il 5 luglio presso Borsa Italiana. È un evento organizzato dall'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, di cui lei appunto è segretario generale, e parlerà dei mercati alternativi dei capitali. Prima però di parlare dell'iniziativa, io le chiedevo gentilmente che cos'è PAM, nel senso, so che siete un osservatore delle Nazioni Unite, ma che cosa fate in particolare? Così lo diciamo anche ai nostri ascoltatori. L'Assemblea parlamentare è un'organizzazione internazionale che, a differenza delle altre, i membri non sono i governi, ma sono i parlamenti nazionali, ed usa uno strumento molto particolare, la diplomazia dei parlamenti, che è parallela alla diplomazia tradizionale di quella dei nostri ministeri degli esteri. Sì. Ha tanti vantaggi. Ci sono nei parlamenti rappresentanti di maggioranza e opposizione, e ci si incontra fra paesi che a volte non hanno relazioni diplomatiche tra di loro o che le hanno sospese. Questa è la parte più difficile. Il che rappresenta una rete unica che permette anche alle Nazioni Unite, tramite il PAM, di intervenire in delle situazioni molto particolari. Il PAM anche gode, ed è una cosa eccezionale, dello statuto di osservatore permanente presso l'Assemblea Generale dell'ONU. Questo dal 2009 fu una delle mie priorità quando sono stato eletto al segretario generale della nostra Assemblea. E con questa capacità di osservatore permanente permette ai nostri paesi di essere presenti a tutte le riunioni dell'ONU e delle varie agenzie specializzate, dei programmi, e di portare dei messaggi da gruppi di paesi che fanno parte di realtà molto diverse, e allo stesso tempo di convogliare delle richieste dalle Nazioni Unite alla nostra Assemblea per assistere in missioni molto particolari. Infatti, proprio a questo proposito, so che siete molto impegnati anche nella lotta al terrorismo. Esatto. Possiamo approfondire questo aspetto che secondo me ci interessa particolarmente, perché è un argomento molto dibattuto anche qui sulla stampa italiana, quindi sicuramente
E non solo in Italia, esatto, è un problema certamente. che coinvolge tutti, tocca tutti noi, e dove i terroristi si muovono attraverso i nostri paesi senza passaporto, non hanno bisogno di controlli alla frontiera. E la questione della radicalizzazione, Sì. dell'estremismo violento, dei gruppi di fanatici che dai nostri paesi, anche dall'Inghilterra all'Italia e da tutti i paesi della fascia del Nord Africa, sono andati in Siria e in Iraq a combattere tra le fila dei terroristi dell'ISIS, mostra la dimensione del fenomeno. 40.000 stranieri sono andati in Siria ed Iraq a combattere con l'ISIS. In questi 40.000 se ne calcola che circa 10.000 siano stati uccisi in combattimento, ce ne sono 30.000 ancora in giro e le loro famiglie. Noi lavoriamo molto con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il Comitato contro il terrorismo, perché rappresentiamo la dimensione parlamentare delle decisioni prese nei nostri paesi. È fondamentale che i nostri paesi ratifichino le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ma poi è al Parlamento di trasformare in leggi, in norme, quelle che sono le indicazioni che arrivano da New York. Come si combattono i terroristi, come si permette ai nostri giudici, ai nostri magistrati, alle nostre forze dell'ordine di lavorare insieme per stringere le maglie attorno ai terroristi che adesso, a seguito della sconfitta militare in Siria, scappano o ritornano nei paesi di origine oppure migrano verso l'Afghanistan, Sì. i paesi dell'Asia centrale, oppure il nuovo fenomeno tramite l'anello debole della catena, la Libia, arrivano in Libia e poi dalla Libia colpiscono in Africa fino al Mozambico. E la nostra preoccupazione è che mentre in Siria c'erano delle coalizioni militari super equipaggiate per combattere i terroristi, una volta che questi terroristi hanno superato il Sahara, si trovano nell'Africa, continente, Sì. è difficilissimo trovarli senza i mezzi, senza che i paesi abbiano i mezzi delle nostre coalizioni qui nel Medio Oriente. In particolare abbiamo notato, e questa è una richiesta che è stata fatta dal Consiglio di sicurezza, che i nostri paesi tutti hanno fatto i compiti a casa, hanno adottato le risoluzioni dell'ONU, ma ognuno con un linguaggio diverso. E in mancanza di una terminologia comune diventa molto difficile la cooperazione internazionale per perseguire questi terroristi e una volta catturati dove, come giudicarli. Il paese dove hanno commesso il crimine, il paese di nazionalità delle vittime o il paese di appartenenza. E questi sono i grandi temi molto pratici che noi dobbiamo affrontare ogni giorno per far sì che la macchina internazionale possa continuare a lavorare. Caspita, bene, lei è stato ovviamente chiarissimo e il vostro ruolo è sicuramente molto importante e centrale. Lei è segretario generale ovviamente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Io ho guardato un po' il suo curriculum e mi piacerebbe che lo raccontasse lei in 2 battute, perché lei è un diplomatico sicuramente a tutto tondo, quindi ha avuto delle esperienze sicuramente interessanti. Se brevemente ci dice il suo percorso, poi passiamo alle domande sul PAM. Questa non era prevista, però ci tengo che gli ascoltatori la conoscano. No, lei è gentile e ho ascoltato l'introduzione. Posso aggiungere che il nostro legame molto stretto tra l'Assemblea e l'ONU è dato anche dal fatto che io sono un alto funzionario dell'ONU. Esatto, quindi sono in prestito dalle Nazioni Unite all'Assemblea proprio per assicurare la cooperazione e il coordinamento fra le due entità. Ho accumulato in 35 anni di carriera all'ONU molta esperienza, probabilmente ho operato nelle zone di crisi a partire dalla guerra del Golfo
Baghdad, Kuwait, il genocidio del Ruanda, la guerra civile in Georgia, per menzionare qualcuno, il che dà un'esperienza unica anche sulla dimensione umana di queste tragedie, di queste guerre. Certo. Parliamo di operazioni di pace, di trattati, di armistizi, ma sotto a chi c'è sono sempre i civili, donne, uomini, bambini, anziani. E il nostro compito, il mio compito con la mia esperienza è stato molto spesso anche di attraversare delle linee attive di fronte per un cessate il fuoco, permettere ai civili di allontanarsi e salvare quante più vite possibili. E per un diplomatico questa è la ricompensa più bella che si possa avere. È molto bello. Guardi, sono doppiamente onorata allora di averla qui con noi. Allora, ambasciatore, che dice? Proviamo un po' a parlare di quello che sarà l'evento del 4-5 luglio che si terrà in Borsa Italiana? Sì, è un evento estremamente importante. Abbiamo parlato di terrorismo, abbiamo parlato di crisi in Medio Oriente, Israele, Palestina, Siria, Turchia. Tutte queste crisi hanno delle origini di conflitto fra i paesi, ma ci sono anche delle spinte demografiche sotto enormi. Immagini che solo nel Nord Africa, l'area che dalla Mauritania va all'Egitto, nei prossimi anni ci saranno 70 milioni di giovani che si affacciano al mercato del lavoro. Veramente. Sappiamo la disoccupazione, conosciamo la disoccupazione in Europa. 70 milioni di persone. E non parlo dell'Africa subsahariana, che è un argomento che possiamo toccare dopo. Certo. Allora, se non troviamo il lavoro per queste persone, se non creiamo le condizioni per vivere una vita dignitosa, dove questi ragazzi possano avere un futuro, una famiglia, avere le cure mediche, andare a scuola, mandare i loro figli, se non riusciamo in questo obiettivo, creiamo le condizioni ideali per il terrorismo a continuare a fiorire, per l'instabilità in tutti questi paesi. E siamo talmente connessi fra di noi che l'instabilità di uno tocca l'altro, non c'è via di scampo da questo. Per questo motivo, sapendo che la piccola e media impresa, le start-up, il ruolo dell'imprenditore è chiave in tutti i nostri paesi, dallo stretto di Gibilterra al Bosforo. L'evento di Milano fa parte di una serie di eventi che noi abbiamo iniziato a preparare da alcuni anni assieme alla Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, le commissioni economiche per l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente delle Nazioni Unite, le grandi banche di investimento europee, proprio per, nel caso di Milano, prendere spunto, imparare dalla conoscenza unica che ha l'Italia, il network Italia, grazie anche a Giulio Centemero, che ha assunto la copresidenza del nostro panel economico, per vedere quali sono gli strumenti offerti, nuovi strumenti offerti dal Stato, dei capitali, degli investimenti, per sostenere la crescita economica nei nostri paesi. E quindi è un'opportunità unica per delegati dei paesi più diversi tra di loro, ma che tutti condividono le stesse preoccupazioni, di ascoltare gli esperti che verranno alla riunione di Milano. E poi è nostro compito, i nostri parlamentari, la loro capacità individuale, collettiva, nella loro capacità nazionale, nella loro capacità regionale, di far sì che i nostri paesi si dotino di quegli strumenti di legge che possano facilitare gli investimenti nei nostri paesi tramite il ruolo chiave delle piccole e medie imprese, degli imprenditori, delle aziende, che sono il volano non solo del sono anche il pilastro delle nostre società. Molto bene, è stato chiarissimo.
quindi insomma su questo evento ci sarà sicuramente una grande attenzione, come si sta riscontrando anche in questi giorni dalla stampa. Immagino non sia stato facile, insomma, dal punto di vista organizzativo coinvolgere così tante personalità, perché ho avuto modo di vedere il programma e ci sarà un parterre di diplomatici, politici davvero importante, quindi sicuramente sarà un momento nevralgico, diciamo, non solo per la nostra economia ma anche per l'Italia, perché in questo momento appunto si sta discutendo molto, soprattutto per quanto riguarda la crescita economica e il rilancio delle imprese, quindi insomma sarà anche un'occasione per approfondire ancora meglio questa tematica. Noi la lasciamo perché immagino che lei sia occupatissimo, la ringraziamo perché è stato esaustivo, chiaro come sempre, e siamo molto contenti che lei ci abbia dedicato del tempo, quindi le facciamo il nostro in bocca al lupo per l'evento del 4-5 luglio, speriamo di poterla riavere presto qui con noi su RPL. Grazie a lei, ringrazio tutti, anche un saluto agli ascoltatori e sono contentissimo, io come italiano, di vedere l'Italia al centro di questa attività e Milano che per 2 giorni diventa il cuore pulsante non solo dell'economia europea, ma della larga fascia euro-mediterranea. E voglio ringraziare lei e la città che ci accoglie. Grazie mille a lei, alla sua squadra, all'associazione, all'assemblea parlamentare e a tutte le persone che con voi lavorano. Grazie ancora, ambasciatore, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Grazie mille. Eccoci qua, mi dicono dalla regia che c'è in linea con noi l'onorevole Gusmeroli. Questa volta non ho sbagliato l'accento del cognome perché solitamente mi riprendete sempre. No, certo. Allora, buongiorno. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Onorevole, nonché sindaco di Arona, cittadina piemontese. Allora, stavamo proprio parlando ora di un evento che si terrà il 4 e il 5 luglio a Milano, ma il 5 e il 6 luglio invece cosa ci sarà ad Arona? Il 5 e 6 luglio ci sarà uno spettacolo fenomenale, ecco. con uno schermo d'acqua 50 metri per 20 metri in mezzo al lago, piattaforme dappertutto in mezzo al lago, dai castelli di Ancera e di Arona. Caspita. Per uno show musica, laser e acqua, immagini su questo schermo nebulizzato d'acqua, una meraviglia, ma che è sostanzialmente il lancio di questo progetto pilota fatto con Confcommercio, CNA, Confartigianato, per cui trasformiamo la città in un centro commerciale naturale. Noi lanciamo la sfida ai centri commerciali, lanciamo la sfida allo shopping online e per praticamente 60 giorni ad Arona troverete abbellimenti estetici, quindi abbiamo riempito la città di girandole, abbiamo opere di pop art, abbiamo un ping pong, abbiamo messo gli occhi a delle magnolie, abbiamo la caccia al tesoro per i bambini con i coccodrilli che escono dai tombini. Bellissimo. E poi eventi tutti i giorni in più parti della città in più momenti del giorno, quindi con grandissimi concerti. Abbiamo George Benson, Edoardo Bennato, Renzo Arbore, Paolo Fresu, Paola Folli, abbiamo il trio Bobo, abbiamo un programma insomma importante. Caspita. E poi con teatro, con balletto, artisti di strada, e poi i negozi che aprono la sera fino a tardi, poi abbiamo appunto ristoranti, tutto coordinato con un brand Arona Lake & Shopping, con steward e hostess che accolgono i turisti e chi vuole fare shopping con le cartine dei negozi, con dei ristoranti, dei bar, con e poi tutta la città, la parte centrale chiusa al traffico, in modo che le famiglie e le persone che vengono a fare shopping possono tranquillamente comprare, passeggiare, divertirsi, ascoltare musica, vedere appunto teatro, balletti e poi tanti mercati particolari come
mercato del collezionismo, mercati dei dischi vintage, fumetti vintage, Ce n'è per tutti, modellismo, c'è di tutto. La logica è essere un passo avanti. Beh, mi sembra insomma che ci stiate riuscendo. Quindi il 5 e il 6 di luglio tutti a Inizia Darona. questo grande evento alle 22 e alle 23, sono 2 spettacoli, il 5 Bene. e 2 spettacoli il 6. Ottimo. Sul lungolago di Arona, una città Quindi straordinaria. siamo tutti D'altra parte, invitati, non insomma. potrei dire altro. Sindaco, siamo tutti invitati. Allora, passiamo insomma sulle questioni che arrivano direttamente da Roma. È stata una settimana molto importante perché è stato prima approvato e passato il DL crescita alla Camera e poi al Senato. Sì, e quindi diciamo assolutamente. esatto, ed è diventato legge, quindi si è riusciti diciamo a concretizzare, passare, come diciamo sempre, dalle parole ai fatti. Dopo dopo circa 30 anni che si parla di semplificazione, togliere la burocrazia, gli adempimenti, finalmente insomma la Lega c'è riuscita. Ci racconta un po', visto che lei ha molto diciamo parlato della questione della riapertura e dell'ampliamento delle attività commerciali, dei negozi. Sì. Allora, qui è stato, noi della Lega abbiamo sostanzialmente preso un treno al volo. Noi abbiamo lavorato con tutta la Commissione Finanze sul progetto di legge sulle semplificazioni fiscali e gli incentivi ai negozi e alle famiglie. E questo progetto di legge, che è l'unico progetto di legge di derivazione parlamentare, dopo incontri, dopo stesura, dopo un forte lavoro, l'abbiamo approvato alla Camera circa 5-6 settimane fa. E cosa abbiamo fatto? A quel punto si doveva aspettare l'approvazione al Senato, però sappiamo che un progetto di legge nato alla Camera, seppur molto importante, poi comunque va nell'altro ramo del Parlamento, ci mette mesi, spesso non viene neanche preso in considerazione, poi ha ancora delle modifiche, torna alla Camera, eccetera, quindi le probabilità che quello diventasse legge erano abbastanza basse. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato, colto al volo, questo treno del decreto crescita, abbiamo trasformato il progetto di legge sulle semplificazioni e gli incentivi in 28 emendamenti che sono diventati 28 articoli del decreto crescita. Fantastico. In questo modo, tra la scorsa settimana alla Camera e questa settimana al Senato, praticamente tutto il progetto di legge sulle semplificazioni è diventato norma di legge ed è in vigore. E dentro è di tutto, perché come dicevi giustamente tu, sono 30 anni che parlano di semplificazioni, nessuno ha fatto niente. Ma nessuno mai, esatto, non ha mai preso diciamo Bravissimo, la cosa troppo seriamente, ecco. Troppo, devo dire che è anche molto complicato lavorarci, certo. Non è semplicissimo, e noi ci siamo riusciti. Sono delle semplificazioni molto importanti, alcune in buon senso che sono anche banali, ma che nessuno ci è riuscito, tipo non stampare più i registri. Sembra una roba banale, però porta via un sacco di tempo alle imprese, soldi perché devono comprare carta, stampanti, toner, dedicare una persona che fa solo quello, abolita, via, non si stampa più niente, si archivia con programmi software e neanche con i programmi che ti dice l'Agenzia delle Entrate, ma con programmi liberi, cioè scegli tu il programma, vuoi archiviare il PDF, archivi il PDF. L'importante è che quando c'è una verifica a Guardia di Finanza tu possa stampare. Certo. Poi, ma tante altre cose. Pensiamo per esempio, andiamo in comune, in questo periodo ci sono tonnellate di dichiarazioni dei redditi che nessuno compilerà, istruzioni e dichiarazioni dei redditi che ormai nessuno si legge più perché le leggono tutti sull'iPad o sul cellulare. E spreco di soldi noi abolite. Dall'anno prossimo non si stampa più carta, non si butta più via carta e si recupera sostanzialmente e lì sono soldi meno per lo Stato. Poi c'è questo dei negozi, che è praticamente un regolamento che feci ad Arona 5 anni fa, perché stavano chiudendo con la crisi, stavano chiudendo tanti piccoli negozietti e noi cosa abbiamo detto? Cerchiamo di fare qualcosa.
e per la riapertura dei negozi e l'ampliamento dei negozi esistenti noi esentavamo da imposte comunali per 3 anni. Certo. Ha funzionato, hanno riaperto tanti negozi, alcuni sono anche ampliati e a quel punto ho detto, siamo in Parlamento, la propongo e la facciamo diventare una norma a favore di tutti i comuni inferiore ai piccoli comuni, ma insomma 20.000 abitanti non si tratta neanche di piccoli comuni. No, esatto, ormai sono sono inferiori a 20.000 abitanti hanno la possibilità di agevolare con soldi dello Stato la riapertura dei negozi per 4 anni. Quindi non fargli pagare le imposte comunali, tra cui una delle imposte più importanti è la tassa rifiuti che si può esentare, quindi spinge quel tessuto economico, perché ricordiamoci che l'Italia si basa sulla piccola e media industria e sui negozi delle città. Sì. E bisogna sostenerli perché devono affrontare la concorrenza dello shopping online che diventerà sempre più forte. Se noi ci crediamo, istituiamo le nostre città che sono una meraviglia, abbiamo veramente la possibilità di cambiare il destino dei piccoli negozi artigianali e commerciali. Perfetto. Ma nel decreto crescita ci sono tante norme, oltre a queste delle semplificazioni, c'è il ritorno del superammortamento, c'è la riduzione del 30% del premio INAI, c'è la riduzione dell'IRES per chi lascia gli utili in azienda, c'è tutto il discorso dell'innovazione che ha seguito molto bene il collega Giulio Centenero, quindi siete una gran bella la blockchain, squadra, l'intelligenza artificiale, il sandbox, ma ci sono anche i contributi, per esempio ai comuni, 500 milioni che vanno ai comuni da spendere entro il 15 ottobre per la sicurezza o l'illuminazione pubblica, sicurezza delle scuole, tante cose che fanno distribuzione su tutto il territorio nazionale, perché è importante essere capillari. Secondo me questo governo, rispetto al passato che concentrava su pochi e magari sui poteri forti, questo governo agevola i comuni, agevola le piccole e medie industrie, il commercio, l'artigianato, quello che è fortemente diffuso e capillare sul territorio. È un governo concreto, diciamo assolutamente, così. Sì. Io lo difenderò sempre a spada tratta perché secondo me è il giusto approccio. Poi dobbiamo dire che abbiamo una congiuntura internazionale che non ci facilita. Quella non ci aiuta, esatto, in questo momento. Come noi, Esatto, non ci stanno molto aiutando, no, da questo punto di vista, ma non ci abbattiamo. È quello giusto. L'approccio è quello giusto. Va bene, sindaco onorevole, allora io la saluto, la ringrazio e ci vediamo il 5 e il 6 luglio ad Arona, giusto? Bravissima, la sera a vedere questo spettacolo stile Dubai. Benissimo, perfetto. Grazie. Onorevole, grazie tante. A tutti i radioascoltatori e complimenti per la trasmissione. Grazie mille, grazie ancora, buon fine settimana. Ci sentiamo presto, grazie. Facciamo qualche minuto di pubblicità, ci risentiamo tra poco. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. C'è stato un risveglio. L'hai sentito? Il lato oscuro di Oliviero Toscani colpisce ancora. La nuova faccia dell'Europa proprio non è la faccia di Salvini, gli direi al giornalista, gli direi al redattore capo. Cioè è uno sbaglio giornalistico. Però Oliviero non si può mica far finta che non siano, si comandano loro. Ma non è la faccia, è una politica che non è una faccia. Quella politica lì
è contro la nuova faccia dell'Europa, sono contro la nuova faccia dell'Europa. Allora la nuova faccia dell'Europa qui è sbagliato. Io trovo che giornalisticamente è una grande bufala questa. Sono contento che venga fuori con questa faccia da lupo mannaro. Uno che fa uno stupro, adesso non scherzo, ha quella faccia lì quando si stacca dalla sua vita. Però diciamolo subito, evitiamo altre querele, eccetera. No, Ne stai parlando in senso figurato. Guardate il compiacimento sadico. Certo. È incredibile, io sono rimasto a bocca aperta. Infatti arancia meccanica ho detto io. E io quando dici, scusa, dici, devi fare la fotografia di uno che fa una violenza, questa è la foto. Il lato oscuro. E la luce. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Bentrovati, qui è la nostra rubrica dalle parole ai fatti. Allora, abbiamo parlato questa mattina, cioè poco fa in realtà, con l'ambasciatore Piazzi, segretario generale dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, con l'onorevole Gusmeroli, e adesso risalutiamo l'onorevole Giulio Centemero. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Grazie. A tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie per il tempo, ormai è diventato un nostro habitué, la chiamiamo sempre, quindi si deve rassegnare a questa cosa. Grazie mille. Allora, guardi, approfitto perché ho parlato ad apertura di rubrica con l'ambasciatore Sergio Piazzi, che immagino lei conosca. Sì. Perfetto, che è il segretario generale del PAM. Lei è inoltre, Giulio Centemero, è co-chair del panel economico dell'Assemblea, nonché co-organizzatore dell'evento che si terrà in Borsa Italiana il 4 e il 5 luglio, dove si parlerà di mercati alternativi dei capitali. Mi racconta un po' questo evento e mi spiega un po' qual è la funzione? Sì, allora, l'evento è la convocazione del panel economico. Sì. Si è deciso di farlo a Milano perché generalmente uno dei due co-chair ospita il panel, quindi il mio co-chair è del Marocco, lo ospiterà immagino a Rabat, ma in questo caso si è deciso di partire da Milano perché si parla di mercati alternativi dei capitali, sarebbe a dire tutto ciò che è alternativo al canale creditizio, quindi la borsa, quindi i fondi di investimenti, i fondi di private equity, i fondi di venture capital, i fondi di debito, il crowdfunding, tutte queste forme di finanziamento di cui le nostre economie hanno bisogno, nel senso che la liquidità è scarsa, le aziende hanno bisogno di liquidità, le banche spesso non sono in grado di fornire tale liquidità che viene fornita a debito, quindi per scelte, per necessità, le aziende devono indirizzarsi verso altri tipi di fonti. Quindi abbiamo evidenziato un po' quali sono queste fonti alternative. Vogliamo analizzare il mercato in tutto il bacino del Mediterraneo e oltre, visto che verranno anche rappresentanze di paesi del Golfo Persico, nella fattispecie Qatar e Emirati Arabi Uniti, che politicamente sono in pessimi rapporti, ma la cosa appunto che vogliamo promuovere è il dialogo tramite l'economia. Questo panel, in questa occasione, siederanno allo stesso tavolo per esempio anche israeliani e palestinesi, perché se si sta bene, fatto in parole povere, allora vengono anche meno le ragioni del conflitto, e si sta bene quando il commercio è fiorente, quando la gente può soddisfare i propri bisogni minimi e magari anche qualcosa in più, e la gente è al sicuro. Quindi la 2 giorni sarà presso Borsa Italiana. Sì, lo dicevamo all'inizio, infatti. Incomincerà il 4 al mattino con i soliti saluti istituzionali, che dureranno ben poco, perché a Milano si lavora, e quindi si entrerà subito nel merito. Ci saranno diversi panel con esperti,
uno tra tutti, per esempio il direttore del Master in Corporate Finance della Bocconi, il professor Alberto Dell'Acqua, ma anche rappresentanti di tutte le banche multilaterali come la World Bank, come la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, cioè entità che poco si conoscono e che poco utilizziamo, ma che danno grandi opportunità, e anche amministratori di fondi di private equity, crowdfunding, specialisti in emissione obbligazionaria e via via via. I panel dureranno circa un'oretta, saranno settoriali, sì, e da qui vogliamo lanciare un progetto che è una mappatura di tutti quelli che sono i mercati alternativi del capitale presenti nel Mediterraneo. 2, fornire un supporto a tutte quelle aziende che sono in cerca di capitale, ma anche a tutte le persone, faccio riferimento ai giovani, alle famose start-up, ma anche a chi ha qualche annetto in più sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista anagrafico, e che magari ha bisogno anche degli skills, sì, e non solo del capitale, per poter far fiorire la propria attività. Inoltre, per il proprio posizionamento geografico, anche per il fatto che non ci lega uno scomodo passato coloniale, e per la qualità dei nostri professionisti, delle nostre università, e la qualità anche del nostro mercato del capitale, che sta vedendosi implementata e sta vedendo una maggiore potenza di fuoco anche con le ultime norme di crescita della finanziaria, che sono più collimati con la realtà attuale rispetto al passato. Penso alla deducibilità sufficiente nei fondi che poi vengono destinati interamente a fondi chiusi, e quindi si riversa risparmio sull'economia reale. Comunque il punto fondamentale può anche essere quello che l'Italia è un punto di riferimento per il Mediterraneo, per i paesi sia sulla sponda del Nord Africa che sulla sponda del Sud Europa che sulla sponda del Levante, dove ci sono conflitti, ma dove noi siamo amici con tutti. non facile. Alla sera del 4 la consueta cena ufficiale, in modo anche conviviale per trascorrere, partecipanti, per trascorrere sarà anche una piccola sorpresa che annunceremo. Seguite l'hashtag che poi ricorderai, ma che è a Milano PAM19, quindi sui social e sui mezzi di comunicazione. Ho visto tra l'altro che avete fatto anche pagina Facebook, Twitter, che si chiama appunto hashtag Milano PAM 2019, quindi chi fosse interessato a seguire i vari sviluppi, perché poi mi dovrai anche dire se ci sarà qualche special guest, anche se magari non lo vuoi svelare, se ci dai qualche anticipazione su alcuni esponenti anche dei paesi dell'assemblea, se ci sarà qualche presidente che parteciperà. Sì, ci sarà. Chiaro. Un evento importante. Allora verrà la Presidente del Parlamento degli Emirati Arabi Uniti, una donna, ed è la prima donna a ricoprire un incarico istituzionale nel mondo arabo, o meglio nel Golfo, scusate. Tra l'altro ingegnere civile, donna. Ho visto tra l'altro che ci saranno molte donne all'interno del vostro programma. Sì. Bene, assolutamente, quindi sono doppiamente contenta perché è rappresentato anche il mondo femminile, tra l'altro donne anche di un certo spessore e calibro, delle grandi professioniste. Bene, sono molto contenta. Esatto. Poi qualche altra anticipazione? Sarà presidente di questa volta uomo del Parlamento della Bosnia-Herzegovina. Esponenti di spicco. Nella direzione che persegue anche il ministro Salvini, di stringere legami più forti con i Balcani, da un punto di vista geopolitico, dal nostro punto di vista è il tema più economico. Poi come rappresentante del governo interverrà il sottosegretario Bitonci, che gli ascoltatori ben conoscono. Certo, conoscono assolutamente. E anche ci sarà la partecipazione di un artista che non voglio preannunciare, ma che esporrà le proprie opere durante la cena, che si terrà in una location particolare
porte chiuse. Molto bene, artista lombardo ovviamente, perché così facciamo conoscere anche, diciamo, Sì, le un peculiarità artista, della Lombardia anche a... un artista locale. Molto bene, Locale. molto e bene. poi molto spingeremo tutti ad andare sul lago di Como, così, o il lago di Adda, il lago di o il lago Maggiore, in modo che conoscano le nostre bellezze e le nostre potenzialità. Quindi la cosa bella è sicuramente che l'Italia, e in questo caso Milano più nello specifico, ma in generale l'Italia, si sta dimostrando un perno tra l'Europa e il Mediterraneo, certo. E soprattutto all'interno delle due macro regioni che sono la macro regione alpina, che quindi comprende il sud della Francia, l'Austria, la Svizzera, il sud della Germania, la Slovenia, quindi una macro regione riconosciuta dalla Commissione europea, ma che comprende territori che non rientrano all'interno dell'Unione Europea, come la Svizzera per esempio, e anche all'interno dell'Euroregione mediterranea l'Italia sta prendendo un peso specifico sempre maggiore, perché come insegna anche la favola di Spencer, quando i topolini non trovano più il formaggio nello stesso posto, lo devono andare a cercare altrove. Esatto. Ecco che quindi in un mondo dove la disponibilità è sovrana in questo periodo, dove tutti cresciamo di meno perché continuiamo a usare i paradigmi tradizionali, dobbiamo trovare il vantaggio competitivo rispetto agli altri paesi che sono i nostri competitor. Faccio riferimento alla Francia e alla Germania per indicare quali più grandi, ma sicuramente anche tanti altri paesi sono nostri alleati e competitor allo stesso tempo. Certo. L'Italia sta puntando su nuovi mercati e su nuove ricette come quello dell'abbassamento delle imposte e lo stimolo all'investimento sull'economia reale. Perfetto, direi che è stato chiarissimo, quindi leggeremo un po' quello che succede a questo, diciamo, meeting internazionale a questo punto, perché vista la presenza degli ospiti sarà sicuramente interessante da seguire, magari si riesce anche a fare, se possibile, una diretta radio, vediamo poi se siete d'accordo. Sì, certo. Perfetto. Certo. Onorevole, la lascia ai suoi impegni professionali, ci aggiorniamo sicuramente la prossima settimana con questa iniziativa. Io la ringrazio come sempre per la disponibilità e buon fine settimana. Grazie. Grazie a lei, onorevole. Grazie, Ciao. grazie ancora, buon pomeriggio. Avete ascoltato Filo Diretto. Eccoci qui solo per i saluti, noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre venerdì, dalle ore 13 alle ore 14, con Dalle Parole ai Fatti. Ci sentiremo anche per tutto il mese di luglio e anche agosto, quindi non si va in ferie. Va bene, buon weekend a tutti e grazie mille da Narda Frisoni. Avete ascoltato Filo Diretto.